Partono le limitazioni previste nel weekend, chiuse le grandi e medie strutture di vendita, pattuglie triplicate in centro contro gli assembramenti. Coronavirus oggi 18.404 tamponi e 34.885 test rapidi, trovati 3.578 positivi in più, 59.705 i positivi attuali, 1.976 i ricoverati in area non critica, 241 quelli in terapia intensiva, oggi 14 in più. A Cittadella vietato fumare in centro per evitare di abbassare la mascherina. A Este distributori automatici chiusi dalle 18, plateatici vietati sotto i portici e divieto di fumo. Mercati in città blindati e sorvegliati speciali per evitare assembramenti, controlli in centro, scattano le prime multe a 5 ragazzini senza mascherina, sanzionati in Prato 6 banchi e nelle piazze un bar. Ponte San Nicolò, ancora minaccia il sindaco, clima pesante di sfida da parte di baby gang alle istituzioni. I giardini dei privati si ripopolano con 292 nuovi alberi ed arbusti autoctoni, arriva anche a Selvazzano l'iniziativa della Regione Veneto Ridiamo il sorriso alla pianura padana. Piazza Cavour, in serata la protesta di alcuni negazionisti al grido di Veneto risorgi.